Ladri trasfertisti che piombano nel territorio per svaligiare abitazioni e poi sparire nuovamente nel nulla. Ma l'aver preso di mira di notte la sacrestia della chiesa di San Fior è stato fatale a due romeni di 33 e 37 anni che la polizia è riuscita ad arrestare e a mandare in carcere. In tre si sono arrampicati da qui, passando per il cimitero. Hanno divelto la grata in ferro, poi all'interno hanno scaraventato a terra un armadio blindato, tentando di scassinarlo, aperto cassetti, gettato sul pavimento di tutto. Gente che prende la macchina, in questo caso l'Audi A4 che abbiamo sequestrato, scende a valle e inizia a fare colpi. Il primo che hanno tentato di fare a San Fior, nel nostro distretto, gli è andato male perché la volante è riuscita a intervenire prontamente. Si sono appostati, hanno aspettato che questi uscissero e si sono trovati di fronte alla volante che li ha inseguiti a piedi. Un inseguimento rocambolesco, però ha portato al risultato di un primo arresto alle 3 di notte. Le successive indagini ovviamente hanno permesso di arrivare anche al secondo arresto. Determinante la chiamata al 113 dei residenti che hanno sentito in piena notte rumori sospetti. I tre non erano ladri improvvisati, avevano comprato il giorno prima schede telefoniche italiane, in macchina avevano attrezzi da scasso. Un furto perpetrato alla sacrestia, con danni notevoli alla sacrestia, perché ci sono stati dei danneggiamenti con delle mazze ferrate e adesso continueremo a lavorare per trovare anche il terzo della cellula di questi soggetti che vengono a fare reati, in particolare i furti nelle abitazioni, in questo caso anche nelle chiese. Recuperata la refurtiva, coroncine e piatti in ottone del valore di alcune centinaia di euro, due di loro sono stati assicurati alla giustizia, ora è caccia al terzo uomo. Averli presi significa con buona probabilità aver sventato altre scorribande che il gruppetto stava per compiere approfittando delle case lasciate vuote per il Ferragosto. È stata fatta una richiesta di misura cautelare, quindi adesso attendiamo gli esiti e ovviamente le nostre attività investigative nei confronti dello sviluppo continuano sotto la direzione della magistratura.